L'artista britannico Bansky, che per molti corrisponderebbe al nome di Robert Del Naja, musicista e cantante dei Massive Attack, ha rischiato di finire a processo per il graffito del bambino migrante con il fumogeno rosa, comparso a sorpresa maggio scorso a Venezia sul muro di un edificio in Rio di Ca' Foscari, e rivendicato dallo stesso street artist proprio sul suo profilo Instagram, con il risultato che gli è costato un esposto della Soprintendenza ai beni culturali alla Procura, che però ha immediatamente deciso di archiviare l'indagine. L'ipotesi di reato a suo carico era quella infatti di aver violato l'articolo 169 del Codice dei beni culturali del 2004 per aver eseguito un'opera su beni sottoposti a vincolo. Per la soprintendenza si sarebbe trattato di un imbrattamento illegittimamente realizzato, ma di fatto si ammetteva che, essendo di carattere artistico, non aveva creato alcun danno né deturpamento al palazzo. Così il sostituto procuratore lagunare Federica Baccaglini ha aperto un fascicolo, ma contestualmente ha firmato la richiesta di archiviazione al GIP.